Benvenuti ad AgriNews, il TG dell'agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizoe e ARPAV. Finalmente l'Italia ha una legge sul bio. Dopo 15 anni, 3 legislature e molte polemiche, a inizio marzo il Parlamento italiano ha approvato in maniera definitiva il disegno di legge numero 988 intitolato Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività nella produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. In Italia negli ultimi 10 anni la percentuale di superficie agricola utilizzata per uso biologico è raddoppiata, passando dall'8 al 16% del totale. Siamo uno dei primi paesi in Europa, ma ora l'Unione con la strategia Farm to Fork ha indicato per il 2030 l'obiettivo del 25%. Ed ora vi parliamo dei controlli fitosanitari che vengono effettuati nel centro di Porto Marghera, a Venezia, una volta arrivati i container dall'estero. Il porto di Venezia è uno dei punti d'ingresso comunitario delle merci vegetali di provenienza extraeuropea destinate poi all'Italia o al resto d'Europa. Qui vengono sottoposte a controllo fitosanitario secondo una precisa normativa europea. C'è una prima fase dove facciamo un controllo documentale, per cui sulla base dei documenti di accompagnamento della spedizione verifichiamo che ci sia una correttezza dal punto di vista documentale. Dopodiché facciamo la nostra visita in porto e qui verifichiamo l'identità della merce, per cui la corrispondenza rispetto ai documenti, e facciamo il nostro controllo fitosanitario, per cui verifichiamo che non ci siano organismi da quarantena. Adesso setaccerò queste sementi per verificare se non c'è presenza di insetti e le guardo allo stereomicroscopio. Se avessi riscontrato presenza di insetti, in questo caso, in queste sementi, avrei preso il campione e portato, spedito presso un laboratorio di riferimento accreditato, dove si possono svolgere delle analisi più approfondite. Al punto di controllo fitosanitario del porto avviene anche la verifica degli imballaggi di materiali ferrosi e lapidei, che è obbligatoria per le provenienze da India, Cina e Bielorussia. Noi dobbiamo verificare che gli imballaggi siano privi di buchi, di muffe o di colorazioni abnormi che possano dar luogo a sospetto della presenza di muffe. Nel momento in cui noi dovessimo verificare queste condizioni, alla peggio anche la presenza di insetti, dobbiamo bloccare l'imballaggio e comportarci di conseguenza, e quindi valutare se poter trattare l'imballaggio con dei prodotti particolari per poi consentirne la circolazione, o al peggio destinarli alla distruzione. L'importante è che le palette che noi controlliamo siano tutte quante marchiate ISPM 15, è uno standard internazionale che garantisce che il legname utilizzato per la costruzione della paletta abbia subito un trattamento termico, comunque ad alta temperatura, che esclude la presenza di organismi nocivi al suo interno. Nell'ottica di promuovere e sostenere sia a livello nazionale che europeo il settore ittico e l'acquacoltura, è stato messo a punto un sistema di certificazione e qualificazione del prodotto da acquacoltura sostenibile, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che mira alla promozione alla qualità e del valore aggiunto, nonché la tracciabilità, sostenibilità e l'etichettatura dei prodotti. CSQA, quale ente di certificazione autorizzato, effettua i controlli di conformità al disciplinare di produzione che riguarda tutta la filiera fino al prodotto immesso sul mercato fresco e trasformato. Ed ora, come sempre, le nostre previsioni del tempo, il nostro agrimeteo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Durante lo scorso weekend le temperature sono crollate, portandosi sotto la media, ma i valori molto alti e tipicamente estivi dei 20 giorni precedenti hanno accelerato lo sviluppo vegetativo di piante e frutti. Per questo fine settimana si prevede tempo in prevalenza stabile e soleggiato, ad eccezione di sporadici rovesci o temporali pomeridiani, specie sui rilievi, e le temperature torneranno nuovamente sopra la media con i valori massimi raggiunti tra sabato e domenica. Dalla terra alla tavola con i consigli del nostro chef Alessandro Mazzone.
Oggi vi presento una ricetta che andrà molto bene per tutta l'estate. Trattasi della ricciola che serviremo con una crema di piselli di Baone. Andranno poi leggermente sbollentati, ma molto poco, e poi ripassati in padella e della bieta scottata. Qualche minuto dai lati. Passiamo adesso la ricciola in forno per 5 minuti. Andiamo ora ad impiattare. Metteremo prima questa crema di piselli di Baone, a fianco la bieta che servirà per dare quella sensazione amarotica. A questo piatto, cari amici, andiamo ad abbinare un fantastico vino naturale, Montemagro, etichetta fantastica disegnata da Pippo Maglione, secondo noi la migliore espressione del durello naturale in Italia. Grazie come sempre dell'attenzione. AgriNews torna nella prossima puntata.